Sono Francesca Planeta, intanto grazie e benvenuti nella nostra cantina, nella cantina I Buoni Vini, una delle nostre cantine nel nostro percorso di viaggio in Sicilia che ci porta in diversi luoghi di territori alla ricerca delle zone più belle della viticoltura siciliana. Tanto sono qua anche con il mio cugino Vito, c'è Alessio, Guido, insomma, come sapete io rappresento stasera un pezzettino della famiglia che ci aiuta appunto promuoviamo appunto questo bellissimo lavoro che è quello del vino, esatto, che quindi dove qui vi coinvolge, di cui siamo attorniati qui come vedete da queste bellissime vigne. Stasera, oggi è un'occasione veramente speciale perché è la ripartenza, no? È la ripartenza di un momento che è stato veramente difficile e non c'è bisogno di ricordarlo, però è veramente un'occasione per dire si riparte, come questo novilunio di oggi, nell'attesa del plenilunio che sarà quello del 24, che appunto vi racconteranno meglio i nostri artisti e curatori di questo festival, di questo Planeta Moon Session. Ma è una ripartenza bellissima perché ci ritroviamo tutti quanti in questo momento a vivere il territorio, rivivere la cultura, rivivere l'arte, rivivere la vita sociale, il vino, il cibo, e quindi è veramente un momento che aspettavamo da tanto tempo. Io volevo intanto, prima di presentarvi appunto le persone che hanno contribuito a questa serata, fare anche un ringraziamento veramente al territorio, in particolare anche al nostro sindaco Corrado Bonfanti. Non so dove sei, comunque grazie perché fai tantissimo ecco, salutiamolo, per il territorio di Noto, e siamo veramente felici di averti stasera, ma per tutto quello che tu fai per noi e per portare gente, perché abbiamo bisogno di questo. Vorrei ringraziare la strada del vino, appunto che viene rappresentata oggi da Franchi Terranova. Massimo Corrado è in arrivo, insomma, comunque grazie perché supportate moltissimo la promozione di questo territorio e ne abbiamo bisogno, siamo tutti insieme per una ripartenza. Ora passo la parola a mio cugino Vito Planeta, che è la parte, diciamo, culturale dell'azienda Planeta. Esatto. Non vi tedio con null'altro se non con l'introdurvi i nostri partner, cioè Cadmonia, Germano Centorbi, Abadir, Lucia Giuliano che è qui da qualche parte, e poi i marcescibili Ignazio e Valentina Bruschi, che hanno organizzato in un batter d'occhio, non so come diavolo hanno fatto, questa mostra che a me sembra bellissima, ma chi si loda si imbroda, quindi non lo dovrei dire. Ecco, mi raccomando, oggi è una bellissima occasione, ma il 24, che la luna è piena, qui deve essere molto più pieno. Facciamo un evento ancora più grande, abbiamo 8 musicisti, la mostra ovviamente continua e sarà esposta fino al 10 di settembre, se non ricordo male, comunque fino ai primi di settembre. Per il 24 spero di rivedervi di nuovo tutti e naturalmente con altri 100-200 amici. Bene, passo la parola a Germano, a Ignazio, ha vinto il sorteggio Ignazio per parlare, benissimo, e vi saluto. Intanto grazie a tutti per essere qua, è sempre bello ascoltare le persone, impegnarsi per andare in luoghi isolati e belli. L'idea è molto semplice dietro questa cosa, che è sperimentale, nel senso che questo è un luogo di lavoro, cioè si fa vino, quindi si fa la terra, si lavora la terra. In questo momento l'idea è quella di rendere più chiaro che questa cosa è una cosa più ampia e organica, che mette dentro un sacco di cose: stare bene, attivare il pensiero, godimento di emozioni, e quindi l'idea della musica, delle cose fatte bene, il design,
delle cose fatte pensando con domani e quindi arte contemporanea. E quindi concetti incredibilmente semplici. L'unica cosa è che queste cose devono convergere in un unico moto, quello di fare bene le cose e quindi prendersi cura delle persone, del territorio, di tutto ciò che è ampio. E quindi questa idea di raccogliere giovani artisti, persone operai, persone che lavorano, è proprio questo, e persone anche che osservano, che anche osservare ha una sua grandissima importanza, sapere guardare gli altri e capire che cosa stanno facendo e cosa c'è dietro ogni cosa, capire tutto il lavoro che c'è dietro le cose. E quindi questo è semplicemente un anticipo di quello che può essere l'idea di fruire un territorio, cioè contaminare luoghi che sono destinati al lavoro con cose che si pensa siano lontane, mentre le cose si intercettano, si contaminano, e questo è uno spazio di contaminazione. Cioè tutto serve a tutto, osservare come si coltiva la terra, serve agli artisti, gli artisti guardano cosa si sta facendo qui e le persone che sono qui, che stanno lavorando, stanno guardando con grandissima attenzione quello che hanno fatto in questi giorni, ad esempio gli artisti, che sembrano un po' degli alieni, sembrano venuti allo spazio, ma alla fine si è tutti a fare delle cose con grandissima attenzione e grande cura e il giusto tempo, perché le cose hanno bisogno di tempo per essere fatte bene. Semplicemente questo, sono cose veramente semplici e oggi abbiamo anche il tempo giusto per renderci conto di quanto è necessario questo salto, spostarsi, fare chilometri, perdersi nelle strade senza luci, allontanarsi da dove c'è velocità per andare in un posto che ha una lentezza giusta, quella della luna, che comunque ha il suo iter, sorge, tramonta, e dobbiamo semplicemente sentire questo movimento. Io non ho altro da aggiungere. Sì, io mi limiterò a introdurre Alfio Antico, ma ci tenevo ad aggiungere una cosa che per me è molto importante. È molto raro che un marchio importante, così importante come Planeta, abbia la forza, la volontà di investire sull'arte in questo modo, avendo piena fiducia nei curatori. Non succede molto spesso al di fuori di una città come Milano, e questo è molto importante per la Sicilia. Se si capisce, forse questo è anche uno dei segreti del successo di Planeta come marchio, se si capisce il rispetto dei ruoli e il fatto che se c'è un curatore è giusto riporre fiducia su quello, e che ognuno ha il suo ruolo, secondo me si può fare un grandissimo lavoro per questa terra. Planeta lo fa già, speriamo di farlo anche noi, portando cultura contemporanea in questo posto, è quello che cerchiamo di fare, che per me è cultura contemporanea perché è un artista fuori dal tempo. Infatti appena sono arrivato qui in questo splendido posto, il primo artista a cui ho pensato è proprio Alfio, per il rapporto ancestrale che ha con la sua musica e con la terra. Niente, semplicemente ci tenevo a introdurlo, a ringraziare Planeta e a sottolineare l'importanza del lavoro di Planeta in questo senso, perché è veramente importante per un territorio come la Sicilia investire sulla cultura contemporanea, quindi grazie. Lascio la parola a Valentina. Grazie, e solo 2 parole per ringraziare tutti gli artisti che sono qui, che hanno partecipato alla mostra, che è dislocata tra diciamo il nuovo wine bar, l'antico Palmento, e qui sotto anche c'è una vetrina accanto alla cantina invisibile. Vito ha detto che l'abbiamo organizzata sì velocemente, ma la stavamo preparando da un sacco di tempo. Sono artisti con cui con Ignazio abbiamo un dialogo da lungo tempo e non avevamo una grande voglia anche di fare una mostra, e l'idea di dedicarla alla luna anche per ricentrarci, no? Dopo questo periodo. Qui accanto avete la razza di Oli Bonzanigo, che rappresenta proprio questo, la luna a guardare il cielo, è quello che ha fatto sempre l'uomo, e gli artisti per ritrovare il proprio centro. E rispetto alle contaminazioni che diceva Ignazio di questo luogo, lascio la chiusura ad Alessio prima del concerto di Alfio Antico, perché cosa succederà durante la durata della mostra in questo luogo? Io volevo soltanto dire che più o meno dal 10-15 agosto, dipende dal meteo, saremo in vendemmia, e la vendemmia finirà più o meno a metà settembre, e quindi magari
quando tornerete dal 15 agosto in poi vedrete anche magari forse sporchiamo un po' di opere con quelle dentro la cantina e quindi le contaminazioni saranno ai massimi livelli. Grazie, grazie e complimenti. E ora Alfio Antico. Dell'Ave Maria suona salutiamo e ringraziamo la Santissima Nunziata che ci ha mannato la buona giornata a così ci manna la buona nottata a sta buona compagnia Dio la manna e l'angelo la saluta Dio la manna e l'angelo la saluta Flash, flash. Flash, flash. Un cielo criò a terra. A terra creano i fiumi. I fiumi creano i fossi
fanno? Tiriamo il verme. Il verme sbummica fuori. Flash, flash. Flash, flash. Urla dicendo iaio fame, iaio fame. Risponde Dio della giustizia, io ti offro figli secchi e bicotti maturi. Tu verme, ma che caspedina me ne faccio di figusicchi e per poca? Piuttosto lemiti lo fanno e non lo merito stare, non lo fanno. E mettimi tra i mascitti di lomo, sotto i gingili, sotto i denti, non ne posso sucare sangue e nutrirmi delle sue radici. Dio della giustizia dice no, questo non si può. Ah, non si può? Va bene. Ti venga a trovare in sepoltura.